Eder, Mech, Pallister. Zio Fulvio, a Trieste sono notoriamente state vendute due coppole, una a te e una a Sebastiano. L'uomo con la coppola avvistato poco prima del ritrovamento di Liliana, come scrivono gli inquirenti, eri tu? L'uomo con la coppola non ero io. Io sono alto 1,90 m. Non ho mai usato la coppola, no. Già, dimenticavo che è vietato usare la coppola alle persone più alte di 1,85 m. In merito alla mattina in cui Liliana sparisce, tu non hai nessun alibi, perché stavi da ore guardando dei video su YouTube di Formula 1 e invece hai alibi inerenti al momento antecedente, quindi alla notte prima del ritrovamento del corpo. Penso che dormivo, non avevo motivo di venire. Non avevo la macchina, non avevo la patente. E ho guardato il primo bus che saliva qua, era alle 7:15. Beh, naturalmente se avessi avuto motivo non ce lo venivi certo a raccontare, ma se allora non eri tu questo uomo con la coppola, chi poteva essere? Io escludo che sia stato Sebastiano. C'è un gruppo di persone che si è accanito da subito nel formulare sospetti nei confronti di Sebastiano. Bisognerebbe farsi delle domande, perché? Purtroppo la situazione si è complicata perché una volta avremmo potuto dire quell'uomo è Sebastiano o quell'uomo è Fulvio Covalero, ma adesso potremmo anche pensare che quell'uomo è il sosia di Sebastiano o il sosia di Fulvio Covalero, quindi 4 persone sospette al posto di 2. Per 3 anni abbiamo tirato fuori tutto quello di cui ancora si parla da questo canale con l'aiuto di persone bravissime come Sonia, Elvira, la stessa Darken e tante altre che adesso mi scordo, tirando, ripeto, tutto fuori senza avere in mano niente, nessuna carta e anticipando regolarmente i giornalisti. Quando sono uscite le carte, poi abbiamo ritenuto il nostro lavoro di investigazione concluso, abbiamo semplicemente riportato le le notizie conclamate e ci siamo fermati. A quel punto, avendo le carte, altri fenomeni hanno iniziato a parlare del caso semplicemente leggendo, quindi loro la notte leggevano le carte, noi ai nostri tempi la notte studiavamo partendo da zero e andando a beccare nomi e situazioni semplicemente con le nostre indagini. Paragonare questo tipo di attività è come paragonare una persona che guida bendata e una persona che invece guida col pilota automatico. Sicuramente quello che abbiamo fatto noi è di un altro livello, però Ryan mi avvisava: guarda che la gente che ti segue conosce il caso da 8 mesi, non sa nulla, quindi non sanno tutto quello che hai fatto. Allora quando queste persone dicono che se ne vanno da questo canale, io dico che è solo una grandissima fortuna. Ieri molti si sono disiscritti e ho chiuso la giornata con 10 iscritti in più rispetto a quando l'aveva aperto. Ma torniamo al discorso della sosia, perché mentre i fenomeni si affidano ai consulenti improvvisati, io ho deciso di chiedere un parere invece al più grande consulente italiano in merito di telecamere, e chi ha seguito il caso di Rimini di Pierina Paganelli sa benissimo di chi parlo. Cam3 Luis da Silva si è occupato di tutto ciò, il grande Sebastiano Battiato. Se c'è una persona al di sopra di ogni sospetto in questo momento in Italia è proprio lui, perché nonostante tutta la procura fosse convinta che Luis c'entrasse col passaggio dell'ignoto sotto la Cam3, Battiato con la sua perizia è arrivato a dimostrare senza alcun dubbio che Luis lì non ci fosse mai stato, avendo il coraggio di andare contro tutto e tutti. Allora ho chiesto a lui di rispondere su 2 quesiti che a me sembrano più 2 barzellette che quesiti. Dalle riprese delle telecamere di via Damiano Chiesa è possibile notare la differenza in modo certificato tra la scarpa 39 che a dire di qualcuno indossa il sosia e la scarpa 37 che avrebbe dovuto indossare Liliana Resinovic? Vediamo che cosa ha risposto Battiato. Battiato, dopo aver visionato tutti i video disponibili e le fotografie disponibili, non ha alcun dubbio: su una ripresa del genere non è assolutamente possibile stabilire il numero di scarpe che indossa la persona che passa. Ripetiamo per chi non l'avesse capito: l'uomo che ha stabilito che non è Luis a passare sotto la Cam3 è convinto che non si possa capire da una ripresa del genere che numero di scarpe indossi quella persona. Per quel che invece riguarda la possibilità di distinguere l'altezza della persona ripresa in via Damiano Chiesa e l'altezza reale dichiarata di Liliana Resinovic, Battiato dice dipenderebbe dalla risoluzione. Questo perché lui pensa che la risoluzione televisiva non sia quella utilizzata nell'esperimento con cui sono state recentemente riempite tutte le TV, ma in realtà, non essendo una perizia ufficiale, chi ha operato in questo caso non ha altro che la stessa risoluzione utilizzata dalle TV e non ha una risoluzione maggiore. Ricordiamo che nel caso di Rimini le TV avevano una risoluzione, ma gli inquirenti avevano una risoluzione maggiore e Battiato aveva lavorato su quella. Nel caso
di Rimini, invece si è lavorato sulla risoluzione trasmessa dalle TV, per cui, come si evince con la logica, Battiato dice che sulla base di questa risoluzione non è assolutamente possibile indicare la figura che transita in via Damiano Chiesa quanto sia alta. Poi ovviamente è simpatico notare come Battiato e i suoi 200 consulenti abbiano agito 19 ore in via del Ciclamino con apparecchiature provenienti da Marte per arrivare a una conclusione, mentre a Trieste 2 persone con niente in mano riescono a essere dogmatiche. Cambiamo ora totalmente argomento e passiamo a Pierina Paganelli. Viste le richieste numerose, si sta effettivamente provando a ideare, a organizzare una sorta di raduno di protesta pacifica a Rimini, ovviamente una cosa che avvenga prima del pronunciamento a Bologna del riesame. Quindi le persone disposte a venire devono farcelo sapere magari con i commenti, perché giustamente se si organizzerà una cosa del genere è fondamentale che aderiscano il maggior numero possibile di persone. Nel vasto teatro della giustizia italiana, il caso di Luis da Silva si staglia come una tragicommedia degna delle migliori penne satiriche. Accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio a Rimini il 3 ottobre 2023, da Silva è stato arrestato il 16 luglio 2024. Il movente? Una presunta relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. La prova regina dell'accusa era un video sgranato, ripreso dalla telecamera di una farmacia, che mostrava una figura indistinta camminare nella notte. Secondo la procura, quell'ombra era da Silva. Per dimostrarlo è stato organizzato un esperimento probatorio in cui da Silva e un altro condomino, Emanuele Neri, hanno dovuto replicare la camminata dell'uomo nel video, indossando abiti simili e sfilando davanti alla telecamera, di giorno e di notte. Ma la vera svolta è arrivata con una nuova perizia. Il DNA di Da Silva non è stato trovato né sul corpo della vittima né sulla scena del crimine. Inoltre, l'uomo ripreso nel video potrebbe non essere lui, come suggerito da ulteriori analisi. Nonostante queste rivelazioni, Da Silva è rimasto in carcere per mesi, vittima di un sistema giudiziario che sembra più interessato a trovare un colpevole che la verità. La Cassazione ha infine accolto il ricorso dei suoi legali, rinviando il caso al Tribunale del Riesame di Bologna. In questa vicenda, la giustizia ha indossato la maschera della farsa, trasformando un'indagine seria in una pantomima grottesca. Da Silva, da uomo libero, è diventato protagonista involontario di una commedia dell'assurdo, dove la verità è stata sacrificata sull'altare dell'apparenza. Conclusione. Il caso di Luis da Silva ci ricorda che la giustizia, quando perde la bussola della ragione, può trasformarsi in una tragicommedia. E in questo spettacolo, l'unico a non ridere è l'uomo che ne è diventato il protagonista suo malgrado. Ovviamente io quando parlo di Trieste mi riferisco alla gente che conosce il caso e sa come sono andate le cose, non a gente improvvisata, perché parlare con loro non mi interessa minimamente. Quando il caso non fu archiviato mi scrissero in centinaia di persone, inclusa Silvia, ringraziandomi e dicendomi è anche molto merito tuo perché per tantissimo tempo ero stato l'unico tra social e TV a mettere continuamente a fuoco le posizioni dubbie e le dichiarazioni assurde di Sebastiano Visintin. Quindi una vittoria l'ho ottenuta. Nel momento in cui Sebastiano è stato effettivamente indagato, io posso dire di avere concluso e vinto la mia partita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.